Ed entriamo in questo studio ideale dedicato a questo campionato mondiale di mountain bike, tutto trevigiano, lo ricordiamo ancora, 26 giugno 2011, partenza da Montebelluna, e abbiamo qui accanto una persona abituata ai mondiali, è il quinto mondiale, in questo caso è presidente onorario Remo Mosole. Allora, è la prima volta però con la mountain bike? Ma la prima volta perché Massimo Panighelo mi ha chiesto di dargli una mano per fare questo mondiale e abbiamo pensato di farlo sul Montello per ricordare sempre la nostra belle colline, il Montello, perché è stato il primo mondiale dell'85 e allora si è pensato di tornare ancora sul Montello, io gli ho dato una mano. Remo, dal punto di vista imprenditoriale, no? Lei è un imprenditore, ovviamente un mondiale del genere che indotto può portare per una provincia nel mese di giugno, specie poi un momento così difficile, no? Sarà una bella boccata d'ossigeno per molte attività della marca trevigiana. Ma se noi spendiamo €1 impegnati nello sport, ne guadagniamo 10, 12, 15 per il turismo, per tutti i nostri ambienti e soprattutto per la conoscenza, perché la gente a Treviso viene ben volentieri. Poi è anche spettacolare questa disciplina, ricordiamolo, no? Attraversiamo il Piave, andiamo fino sulla sinistra, torniamo sulla destra, facciamo tutte le rampe del Montello, credo che lo spettacolo sia garantito e andiamo a urtare tutti i nostri comuni e Treviso è la base e grazie anche alla Regione che ha dato un contributo notevole per queste realtà e soprattutto anche voglio ricordare che la Mapei da Milano, grazie anche a me che mi sono interessato, ha dato un grande contributo per questo mondiale. Io ringrazio Remo Mosole, grazie allora, grazie di questa testimonianza. Noi ci fermiamo per un piccolo break, poi seconda parte di Cronache Trevigiane ancora con il mondiale di mountain bike tutto trevigiano, a tra poco. Marco a scuola, Lucia in treno, Gianluca in ufficio. Cosa aspetti? Fai come loro, scegli APVF. La freschezza a portata di mano dove vuoi tu. I vassoi single dose li trovi nei migliori negozi della tua città. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APOVF che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APOVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APOVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. APOVF veste il radicchio rosso di Treviso IGP. Una nuova confezione pratica ed elegante. Nei migliori negozi della tua città, la freschezza a portata di mano. Finalmente il marrone di Combay IGP ha la sua casa.
È stata posata la prima pietra del centro per la lavorazione del marrone di Combay GP, una struttura di 600 metri quadri dove saranno lavorati 800 quintali di marroni e che ospiterà al suo interno anche un museo della cultura castanicola. Ai nostri microfoni il sindaco di Miane, Angela Colmellere. Sì, siamo molto soddisfatti di porre oggi la prima pietra per questa importante struttura che servirà non solo il nostro paese ma ben tutta la vallata. È stato un percorso lungo e accidentato, però importante è stato appunto arrivare alla meta. A volere fortemente questo centro sono state le due associazioni che riuniscono i produttori, l'Associazione Produttori del Marrone di Combay GP e la cooperativa Agri Combay. Sentiamo i rispettivi presidenti. Questo era un centro che a questo punto era indispensabile perché non è più pensabile di operare nel campo della castanicoltura senza avere un centro dove si possano fare tutte le varie fasi di lavorazione nel modo corretto. Migliorerà le condizioni di lavoro che noi adottiamo per il marrone di Combay, avendo un centro fisso che non ci costringa ogni anno a cambiare la sede come facciamo tuttora. La Proloco di Combay ha sempre spinto per la promozione di questo eccezionale prodotto tipico. Il presidente dell'Umpli Treviso, Giovanni Follador, vuole sottolineare questo aspetto. Ruolo determinante perché tutto è partito dalla Proloco di Combay che dal 1945 fa questa manifestazione, la festa dei marroni di Combay, ed è stata la stessa Proloco che negli anni 90 ha promosso la costituzione dell'Associazione Produttori del Marrone di Combay e poi ha lavorato e spinto per il riconoscimento europeo di questo, e quindi questa è la giusta evoluzione di quello che è stata un'iniziativa, un progetto che è partito nel dopoguerra e che oggi finalmente si sta concretizzando anche in termini commerciali, in termini economici. Ed eccola qui la squadra che accompagnerà il mondiale, il campionato del mondo di mountain bike, 26 giugno, lo ricordiamo ancora a Montebelluna sul Montello. Beh, gli sponsor ovviamente sono fondamentali, specie in questo periodo di difficoltà per tutte le società sportive. Insomma, queste aziende, queste imprese, questi imprenditori ovviamente sono da lodare. Ne abbiamo uno tra i tanti che sono qui in questa presentazione di questo campionato del mondo, il presidente Stefano Busolin di Ascotrade. Grazie ovviamente per questa testimonianza. Per voi Montebelluna e l'area ovviamente del Montebellunese ha anche uno scopo ovviamente di presenza commerciale, immagino. Noi non ci dimentichiamo mai di essere azienda e in questo caso per noi Montebelluna è una piazza sicuramente che vogliamo, come dire, interessare alla nostra attività, ai nostri servizi, quindi alla vendita del gas, alla vendita dell'energia elettrica, e questo è stato uno dei motivi per cui ci siamo impegnati in questa avventura sportiva. E poi c'è il ragionamento ovviamente del cuore, no? Stare vicino allo sport ha un aspetto sociale, stare vicino alle famiglie, stare vicino ai più piccoli. I vostri, ce ne sono molti interventi da ricordare, ma immagino che sia questo quello che vi muove. Il sociale e lo sport, che poi è comunque sociale, vanno sicuramente aiutati. È evidente che una società del territorio come la nostra non può non essere attenta a questo tipo di iniziative. Ecco, voi ci tenete proprio a sottolineare questa cosa. Ascotrade è una società locale, diciamo così, no? Quindi fidatevi, siamo dei vostri, è un po' questo immagino il concetto. Sì, la nostra è una storia tutto sommato abbastanza lunga, anche se a noi piace dire che siamo una società giovane commercialmente parlando. Evidentemente la nostra è una realtà che è presente sul territorio da più di 50 anni con la capogruppo Ascopiave, poi nel tempo si è trasformata anche per questioni proprio di mercato e è nata recentemente, qualche anno fa, questa nuova società che si occupa appunto del commerciale, Ascotrade. Oggi abbiamo 350.000 clienti, siamo presenti direi in tutto il nord Italia, e però insomma proprio per il fatto, sottolineo, che facciamo un'attività commerciale, ci piacciono le sfide, quindi ci piace a maggior ragione lo sport, ma ci piace andare a parlare con i nostri potenziali clienti. Allora, io ringrazio Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, che abbiamo preso un po' ad esempio, ma chiedo a Vittoria di reinquadrare questa squadra, perché sono loro ovviamente protagonisti allo stesso modo dei campioni che si cimenteranno a Montebelluna il 26 giugno 2011, sono i protagonisti del mondiale di mountain bike. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni ancora con Massimo Panighel che ci racconterà la scheda tecnica di questo mondiale. A tra poco.
Tenuta a battesimo in queste ore a tavola con l'Asparago di Badoere IGP. Amministrazione comunale di Morgano, Proloco e Consorzio di tutela dell'Asparago di Badoere IGP hanno dato vita a una rassegna gastronomica che dal 31 marzo al 15 maggio coinvolgerà 9 ristoratori dell'area aderente al consorzio in 12 serate di degustazione a tema. Il tema, ovviamente, è l'Asparago di Badoere IGP, pronto a raccogliere la grande sfida della promozione del territorio. A tavola con l'Asparago di Badoere IGP non vuole essere una mera iniziativa culinaria, ma la vetrina di un contesto ben più grande che comprende tutto il territorio coinvolto nella produzione di questo asparago. Così, in proposito, l'assessore all'agricoltura del comune di Morgano, Daniele Rostirolla. È un'economia che è importante valorizzare perché chi ben mangia torna nel territorio e speriamo appunto che i visitatori e i turisti potranno tornare a visitare tutto il nostro territorio, non solo Badoere ma anche il territorio che compone e che fa parte del consorzio di tutela IGP. Per l'Asparago di Badoere si tratta della prima iniziativa promozionale dopo il conseguimento dell'IGP, un battesimo che i 9 ristoratori coinvolti hanno omaggiato ideando un piatto simbolo della rassegna, rivisitazione del tradizionale uova e asparagi. Abbiamo battezzato come IGP di Badoere proprio per ricordare che l'asparago di Badoere è diventato IGP. È un piatto semplicissimo, è un entrée che noi portiamo, regaliamo ai nostri clienti. Tra i protagonisti la Proloco di Morgano, che ha coordinato i vari eventi legati a questa iniziativa, consultabili in un apposito sito internet. Abbiamo il nostro sito che è www.prologomorgano.it e là troverete tutte le nostre manifestazioni dell'anno 2011. Soddisfazione da parte del Consorzio di tutela, che guarda con ottimismo alla crescita dei propri numeri. Dopo appena 2 anni, infatti, il Consorzio vanta 30 soci e 18 certificatori. Si spera anche in un contesto, in un ritorno economico, per cui poi io sono convintissimo che i produttori sono molto sensibili all'aspetto economico, per cui dovremmo crescere ancora ulteriormente. Un auspicio condiviso dall'onorevole Giampaolo Dozzo, che rivolge un appello ben preciso a tutti i produttori. I benefici sono nel breve e nel medio periodo sono subito immediatamente visibili, quindi un appello è quello di aderire al consorzio. E rientriamo allora come promesso in questo studio ideale dedicato, lo ripeto e non mi stanco di farlo, a questo campionato del mondo di mountain bike a Montebelluna 26 giugno 2011, ancora con Massimo Panighel di Pedali di Marca, che ci doveva dare un po' tutte quelle note tecniche di questi percorsi, la lunghezza, le difficoltà. Allora, sono 3 dal mondiale. Sì, sono 3 percorsi, uno è quello appunto dedicato al campionato del mondo, che è quello che testiamo da 3 anni. Tra l'altro diviso in 2 perché un percorso, quello di 116 è dedicato agli uomini e quello di 98 è dedicato alle donne. La caratteristica è l'attraversamento del fiume Piave che verrà fatto in località Nervesa, se il Piave ci dà la possibilità di costruire questa passerella fatta ad hoc per la manifestazione e dandoci la possibilità di collegare i 2 siti del Montello e del Colalto. È un progetto nato nel 2007 quando si cominciava a parlare dei 90 anni della Grande Guerra, abbiamo voluto idealmente accomunare appunto i 2 fronti della Grande Guerra perché lo sport è unione, non è divisione. Poi ci sono 2 percorsi per amatori. Assolutamente, non si può destinare ovviamente a un percorso così lungo alle categorie amatoriali, quindi abbiamo 2 percorsi che si sviluppano integralmente nel Montello, il marathon di 77 km e il classic di 51 km. Se dico mondialito? Mondialito è una trovata di quest'anno perché riteniamo che la forza di queste manifestazioni siano proprio tutti gli amatori che vi partecipano e allora, visto che il mondiale è destinato alle categorie professionistiche, abbiamo inventato questo mondialito che è dedicato alle società amatoriali, quindi in base a un punteggio che abbiamo elaborato verrà appunto destinata la coppa denominata mondialito alla società che otterrà più punti, con un montepremi di denaro anche importante quello. Proprio in conclusione, facciamo finta di risvegliarci il 27 giugno 2011, cosa speri di dirmi? Preparo le valigie e vado in vacanza. Soddisfatto, immagino, per un grande mondiale qui a Montebelluna. Allora in bocca al lupo. Grazie mille Crepi. Ci fermiamo ovviamente qui, siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata, ma ritorneremo certamente a raccontarvi le tappe di avvicinamento a questo mondiale e noi ci rivediamo con Cronache Trevigiane la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Alla prossima!
Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.